Si tratta di una proposta di legge che vuole rivedere la legge del 96 appunto che regola gli accessi agli alloggi ERP perché abbiamo preso coscienza del mutato clima sociale ed economico all'interno della nostra regione. Introduciamo un criterio per aiutare le giovani coppie e gli stranieri e i cittadini veneti che da più tempo risiedono all'interno della questa regione, qui pagano le tasse e qui lavorano. Questi noi vogliamo aiutare, fuori i condannati e fuori quelli col macchinone sotto casa. Secondo criterio, che è totalmente innovativo e non esiste in nessun altro, non esiste nel panorama legislativo di qualunque altra regione italiana, è quello della temporaneità. Noi vogliamo assegnare l'alloggio ERP per 4 anni alle persone che ne hanno diritto. 4 anni più 4 rinnovabili per chi ha figli minori o disabili a carico. Al fine di questo periodo la persona, se vuole, può concordare con l'ATER provinciale di suo riferimento un canone di locazione secondo le regole del mercato e quindi può stare in quella casa pagando più o meno quanto pagherebbe nel libero mercato.